nella zona d'Ampiana. A mia mamma è morta 3 anni e mezzo e sono venuta a Ampiana e a mia nonna, mia missialo, che mi hanno aiutato anche a morire sorelle. A mia nonna è una piccola pisseria e stavo con ella a certe volte, altrimenti giocavamo sempre fuori, non stavamo mica in casa. Lugarudi eravamo una cinquantina di zidelli. Tutte le famiglie avevano 7 zidelli, perché eravamo Lugarudi manco una cinquantina. E in 1958, quando un studentore è venuto di Biana, c'era più di 200 zidelli. Ora ce n'è 27 o 30. Mi sono maritata a 16 anni, mio marito ne aveva 25, abbiamo avuto una zidelluccia 2 anni dopo e a 21 anni sono partita a Parigi con mio marito per lavorare. Voilà. Erano quelle annate. No, non abbiamo mica qua in casa, parlavamo al fiume a lavare i bagni. Ci ritrovavamo tutti a lavorare e non regretto mica si tempi. Non è più i tempi d'annanzi, la gente si parlava, sortia, buongiorno, buonasera e basta. Bon, spero che andrà bene, ma non è più come annanzi. Quando andavamo a cogliere castagne, facevamo a gente castagne cascamentare e non le goglie, si può dire. In certi luoghi, Consiglio la soia. Lì tempi tutto il mondo partiva nel continente, tutte le famiglie, tutti i giovani partivano. Ora più nessuno vuole partire, tutto il mondo vuole stare in Corsica per lavorare. Ma malosamente non c'è mica lavoro per tutto il mondo. Non è più come lì tempi, la gente che stava in paese, c'erano gli indiadioli, c'erano altri mestieri. La gente punia, i diosi, Urano, ora più i giovani non facevano più quello. Solo la dia che li vivono un poco, quantunque, mica lascia tutto all'abbandono.